Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento che ci porta a conoscere i personaggi del nostro territorio. Oggi siamo in compagnia di Don Marco Pozza e qui accanto a me, forse se vi dico Don Spritz, avete già capito di chi stiamo parlando. Intanto buonasera. Buonasera. Buonasera A tutti i telespettatori di Rete Veneto. Allora, in arte Don Spritz, possiamo un attimo spiegare brevemente perché Don Spritz? Lei è il padre che pare abbia portato il Vangelo nelle piazze padovane, perché lei è stato parroco presso la parrocchia della Sacra Famiglia di Padova. Ma in realtà lo specifichiamo bene, così evitiamo poi i commenti. Io non sono stato il parroco, sono stato viceparroco in una parrocchia di Padova, che era la parrocchia di Sacra Famiglia, nella quale non ho fatto niente di eccezionale, perché in realtà non ho portato io il Vangelo nelle strade, nelle piazze, ma è il Vangelo che è nato nelle strade, nelle piazze e poi l'hanno portato in chiesa. Quindi di fronte ad una chiesa che era, diciamo così, eufemisticamente un po' vuota, un po' triste, e vedendo che i ragazzi non ci arrivavano, ho deciso di fare la cosa più semplice per me, cioè quella di andare incontro ai ragazzi. E in quel periodo lì i ragazzi, anche adesso, tuttora, vivevano dentro alle strade, dentro alle piazze di Padova, ma potrebbe essere di Treviso, di Vicenza, di Bassano del Grappa, perché c'era questo aperitivo che era soprannominato lo Spritz, che ha reso celebre in maniera bella, in maniera complicata anche Padova. E entrandoci dentro nelle strade di Padova, entrando in contatto con questi ragazzi, mi sono accorto che il Vangelo ha raccontato con un modo nuovo, raccontato magari in maniera più umana, più vicina ai ragazzi, e riusciva ancora ad affascinarli. Ed è così che, magari partendo un po' con la mia ingenuità di un ragazzo che a quel tempo era appena diventato prete, ma che tra parentesi nel frattempo non è cambiato assolutamente, chiuso le parentesi, e ho scoperto che un ragazzo che veniva, la domenica dopo portava un altro ragazzo, e questi due ragazzi la domenica dopo ne portavano altri due, diventavamo 4, 10, 20, 100, 200, 300, fino a radunare 500-600 ragazzi che la domenica sera pregavano assieme con me, assieme con la mia comunità, dentro alla città di Padova. Ed è qui che è nato un po' l'appellativo di Don Spritz, ed è un po' l'appellativo con cui, sia in maniera simpatica che anche in maniera magari un po' così critica, il popolo di Padova mi conosce. In un momento in cui le chiese si svuotano, lei riempie le piazze. Tra l'altro io vorrei anche ricordare ai nostri telespettatori che proprio oggi Don Spritz festeggia 7 anni. 7 anni. 7 anni, sono 7 anni che lei ha deciso appunto di diventare prete. Di diventare prete. Sì. Attualmente dov'è lei? Attualmente sono un globetrotter in nome di Dio, nel senso che ufficialmente sto concludendo un dottorato presso l'Università Gregoriana a Roma, però poi da buon veneto intraprendente in questi anni romani ho cercato anche di accendere la mia creatività, e quindi ho aperto dei progetti belli, inediti, con il mondo della scuola, con la casa editrice Le De Agostini, con il mondo dello sport attraverso la Gazzetta dello Sport, che è stata la palestra nella quale sono cresciuto, e quindi mi trovo molto spesso e anche molto volentieri a dover girare l'Italia, incontrare i ragazzi nelle scuole, in giro per le piazze, e cercare di raccontare con gli strumenti che ho in mano la bellezza di quello che io sento dentro e che sento il bisogno di condividere con gli altri. Senta, ma quali sono i problemi che lei ha riscontrato nei ragazzi di oggi? Cioè che magari non riescono più a entrare in una chiesa, intanto perché? E soprattutto, quali sono le loro difficoltà? Ma secondo me la domanda, se mi permette, è un po' sbagliata, nel senso che io vorrei raccontarle invece qual è il problema che trovo nel mondo degli adulti oggi, perché i ragazzi oggi non sono un problema. E non lo dico perché io ho 31 anni e condivido l'anagrafe con i ragazzi, ma lo dico perché sto raccogliendo in giro per l'Italia tantissime storie belle, tantissime storie di speranza, che ogni sera mi fanno andare a letto con la certezza che non è vero che il futuro sarà dei giovani, che il presente è dei giovani, che si trovano a dover affrontare una difficoltà grandissima dentro al mondo della Chiesa e dentro al mondo della politica. E la difficoltà è molto semplice da spiegare, che chi in questo momento detiene il potere nella politica e nella Chiesa ha smarrito la capacità di immaginare un modo diverso di essere Chiesa e di essere politica. I ragazzi che invece non hanno il potere hanno tra le mani un'immaginazione e una fantasia gigantesca. Ecco allora dove nasce la fatica oggi dei ragazzi, e mostrano la loro disaffezione nei confronti della politica e nei confronti della Chiesa, perché si
si trovano a dover, come degli alunni ossequienti, a dover ascoltare delle prediche trite, ritrite, che ormai si sono ingiallite nello scorrere del tempo e che parlano un linguaggio che non riesce più ad accendere dentro di loro la curiosità che permetterebbe loro di scattare e di mettersi in moto nei confronti di questa Chiesa. E la dimostrazione splendida ce l'abbiamo laddove non solo Don Marco, laddove tantissimi preti, giovani e meno giovani, oggi trovano il coraggio di rischiare delle strade nuove, di usare degli strumenti nuovi per parlare dello stesso Gesù Cristo. Quando tu usi questo qua, vedi i ragazzi che si commuovono. Senta, ma per strade nuove lei intende anche quelli che vanno a fare i provini per il Grande Fratello o che incidono un CD? Lei è d'accordo con queste forme di manifestazione anche della fede? Ma diciamo che sono due cose molto diverse. È un prete che va al Grande Fratello ed un prete che incide CD, che può scrivere romanzi, che può usare dei talenti. Allora, se come Chiesa noi continuiamo a demonizzare un certo tipo di reality, continuiamo a demonizzare un certo tipo di televisione che crea le vallette, che crea i personaggi e fatica a trasmettere cultura, allora io mi chiedo che cosa serva che un prete, come è successo nella mia diocesi, si mette in testa di andare a fare i provini e fare questo. E questa è una cosa che uno può apprezzare o meno, che io non condivido, perché secondo me è più il rischio che corriamo che il rischio che ci guadagniamo. Sì. Dall'altra parte un prete che incide CD, come immagino lei possa parlare per esempio di Don Paolo Spoladore, esatto. Secondo me quelli sono persone, e io lo dico anche per salvare i miei interessi chiaramente, no? Sono persone alle quali il Signore ha dato dei talenti e che sarebbero, passatemi il termine, veramente ingenue se nascondessero questi talenti sottoterra pur di non complicarsi la vita. Un prete che oggi racconta attraverso la musica, che riempie i palazzetti dello sport con l'aiuto della musica e ti porta a parlare di Dio, penso che sia una cosa altrettanto bella di un prete che magari usa lo strumento dello sport, lo strumento dei concerti, lo strumento dei romanzi per parlare dello stesso Dio. Il problema è quando noi a queste persone qua tarpiamo le ali solo perché non riusciamo più a tenere sotto controllo la fantasia che hanno in testa, ed è lì che nascono, no, dopo le grandi fatiche anche dentro la Chiesa. A lei le hanno tarpate le ali? Ci hanno provato. Ma non ci sono riusciti evidentemente. Ma sai, la Sacra Scrittura parla chiaro che quando il Signore poggia una benedizione, poggia un talento su un'anima, è perché quel talento deve essere sfruttato. E poi il Signore, come non so chi l'avesse detto, ma è una frase che mi piace moltissimo, scrive dritto anche sulle linee storte. Quindi l'uomo e anche la Chiesa è fatta di uomini, a volte per tanti motivi, a volte anche per salvaguardare magari la giovinezza di un ragazzo, e cercano di indirizzarlo così, però poi è il Signore che guida le strade e quello noi dobbiamo seguire. Quale strada ha intrapreso allora lei adesso? Dove la sta portando il Signore? Ma dove mi sta portando il Signore? Io mi sono smesso di chiederlo il giorno dopo che sono diventato prete, perché dal momento in cui io ho messo la mia vita nelle sue mani, lui ogni mattina mi fa trovare una situazione inedita, e diciamo che questa è la fortuna più grande, perché se io pensassi di essere un prete da catena di montaggio, che ogni mattina deve fare sempre le solite cose, probabilmente non mi sarei innamorato di questa vita. Il bello del mio sacerdozio è che ogni giorno il Signore, che sa la strada sulla quale mi sta portando, mi mostra un pezzettino di strada da percorrere con passione. Non mi anticipo mai nulla del giorno successivo, ma me lo lascia trovare la mattina, no, sul davanzale di una giornata nuova per mettermi in gioco. Allora, prima di chiederle qual è il prossimo progetto a cui lei sta lavorando, mi permetto di farle una domanda magari un po' scomoda, però dalle sue parole ci sono alcuni suoi colleghi che magari si potrebbero offendere perché sono relegati a quel tipo di vita che la Chiesa in qualche modo impone. Lei ha fatto la scelta di uscire invece un po' dal seminato, perché ci sono delle regole ben precise all'interno della Chiesa. Diciamo che io non sono uscito dal seminato e sto correndo magari sui bordi, che è diverso, perché comunque i bordi fanno ancora parte di un recinto che c'è. No? Certo. Mi dispiacerebbe che qualche sacerdote si sentisse offeso, ma questo non è certamente il mio intento, perché io penso che dentro alla Chiesa, che è una Chiesa universale, santa, cattolica, apostolica, sono grandissimi gli spazi. Io penso che ci sia spazio per tutti dentro alla Chiesa. Forse il problema che c'è in atto oggi, che come nella società anche nella Chiesa stiamo vivendo un passaggio che è epocale, è che ci troviamo di fronte magari a due impostazioni di sacerdoti diversi, sacerdoti che oggi si trovano a 65, a 70, 75 anni e di fronte ai quali io mi tolgo il cappello sapendo che hanno 50 anni di sacerdozio e di fedeltà, ne sono sicuro, alle spalle. Dall'altra parte ci sono dei ragazzi che sono figli dell'inizio del terzo millennio, che si ritrovano degli strumenti e degli alfabeti che sono nuovi di fronte a questo. Ora, non si tratta di demonizzare o di disprezzare quello che c'è stato, come non si tratta di
beatificare anzitempo quello che magari stiamo facendo. Quello che mi piacerebbe è riuscire a far capire, e sono disposto a farlo pagare anche con la sofferenza delle mie idee, è questo concetto qua, che cambiare una cosa, cambiare un atteggiamento, cambiare un'idea, non significa disprezzare tutto quello che c'è stato prima, ma significa essere così innamorati del passato da trovare il coraggio di rischiare qualcosa per far sì che questo passato possa continuare a vivere anche nel futuro. Questa è la Chiesa che tento di applicare io insieme con tantissimi altri preti. Lei è estremamente convincente, a me personalmente ha convinto, ma perché non riesce a convincere chi sta sopra di lei nella Chiesa? Cioè perché poi in qualche modo lei non viene aiutato in questa opera anche apostolica? Allora Don Marco non ha mai amato fare la vittima, e per un prete che critica Don Marco, che critica chi come me tenta magari strade nuove, ce ne sono magari 5 che senza farsi vedere ti incoraggiano su questo, e questo è anche il bello della Chiesa nascosta. Secondo me il problema che c'è oggi è che ha, secondo me in maniera bellissima, Vito Mancuso, tra l'altro una bellissima storia biografica alle spalle la sua, no, che ha detto, commentando i fatti che sono successi a Genova, i fatti nefasti degli ultimi giorni, dove dice forse oggi il rischio grande nella Chiesa è molto semplice da dire, è che ci interessa più la salvaguardia dell'istituzione piuttosto che l'avvicinamento delle anime. Purtroppo è brutto da dirlo, però se noi ci rendessimo conto che una Chiesa più umana, una Chiesa che sa anche ammettere gli sbagli, una Chiesa che tira via tutto questo eroismo granitico che c'è davanti, è una Chiesa che di fronte ai ragazzi riesce ancora a commuoversi, perché laddove vedono un modello di umanità che è improponibile, un ragazzo dice ma io non ci arriverò mai là, ma questi qua sono degli eroi, quando in realtà sono ragazzi di 30 anni, uomini di 40, di 50 anni, che sono la somma di 1000 pregi, di altrettanti difetti, ai quali una mattina il Signore ha messo sulle spalle il mantello di una scommessa che si trovano da portare davanti. Com'è arrivata per lei la chiamata? Quanti anni aveva? La chiamata, c'è sempre quella famosa storia della voce che uno sente, se si tratta di quelli io non ho sentito nessuna voce, nel senso che la mia è una storia molto semplice che è andata complicandosi strada facendo, perché ovviamente la vita ti impone questo, ma la chiamata è una cosa molto semplice, nel senso che io fin da bambino sono rimasto affascinato da questo modello di vita che mi avrebbe permesso, io ne ero sicuro, che mi avrebbe permesso di essere una persona felice e realizzata. E poi certamente quello che mi ha aiutato è di essere cresciuto fuori da un ambiente di una chiesa stancante. Sono cresciuto dentro il mondo dello sport, quindi ho provato anche in tutti i modi di far sì che questa chiamata un po' di spostarla così, però quando il Signore arriva è come un acquazzone estivo, prende e butta per aria tutto. Cosa sta facendo allora lei adesso? Ci parlava prima della Gazzetta dello Sport, di un progetto con lo sport, perché Sì. poi anche lo sport è educazione. Certo, ma diciamo che una delle tante cose che sto cercando di fare insieme con un gruppo di ragazzi che strada facendo si sta allargando sempre di più è quello di usare lo strumento dello sport, magari il talento della scrittura, per cercare di portare avanti gli stessi ideali che da prete cerco di portare avanti dentro alle chiese. Il progetto che stiamo facendo adesso, anche in vista delle Olimpiadi poi di Londra dell'anno prossimo, si intitola proprio Un centimetro alla volta, e come sottotitolo Lo sport come forma di educazione, che non è altro che un tentativo di usare lo sport per insegnare ai ragazzi una cosa che vale nello sport, vale nella Chiesa e vale nella vita, ovvero sia che una vittoria, ok, il fondamento di una vittoria prima di tutto non è tanto la preparazione fisica, ma è un cuore che sia ordinato, è un imparare anche a gestire le emozioni, i sentimenti e tutto il resto. Quindi è il tentativo che noi stiamo facendo attraverso un cortometraggio televisivo, attraverso questo romanzo, è quello di mostrare che in maniera anonima lo sport è già una forma di fede. Perché perché ti aiuta, no, ad usare dei concetti come l'applicazione, come il metodo, come lo stile, come la fantasia, il sudore, la caparbietà, che sono gli stessi concetti che se tu li applichi in un bambino che va a catechismo lo possono far diventare un grande santo, se tu li applichi in un bambino che fa sport potrebbe diventare un grande campione. E questo secondo lei è un po' che a volte manca, quello che fa perdere i ragazzi oggi, il fatto che non ci sia un certo impegno o una certa forza di volontà nell'affrontare anche le difficoltà?